benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Catania, in prognosi riservata a una giovane cui una rivale ha dato fuoco in strada al culmine di una lite. Tragedia analoga a Marina di Acate, grave per le ustioni subite un operaio che cercava di separare un pregiudicato dal titolare di una ditta di ortofrutta. Al Castello Maniace di Siracusa i ministri del G7 Agricoltura. Numerosi i problemi da affrontare. La siccità in Sicilia fa crollare di un terzo la produzione dell'olio. Contro la crisi, manifestazione a Ortigia. L'assessore regionale Barbagallo, in arrivo 100 milioni per i disastri in agricoltura. Anche le città al collasso, a Enna, rubinetti a secco da martedì, senza acqua pure bar, ristorante e una lavanderia, cittadini esasperati armati di bidoni. A Caltanissetta i turni dell'acqua ormai superano i 10 giorni, il Consiglio Comunale aperto protesta dell'opposizione. L'ex sindaco Gambino attacca il ministro Musumeci sulla crisi idrica, dice falsità. Agrigento, passeggiata dei ricordi al giardino della Colimbetra nella Valle dei Templi, una giornata speciale per chi soffre di Alzheimer. In giro con auto storiche per oltre 1000 chilometri alla scoperta dei luoghi più esclusivi della Sicilia. È la 26esima edizione della Ride dell'Etna. In Serie C, dopo aver raccolto 2 punti nelle ultime 3 partite, il Catania prepara la sfida con il Monopoli, ieri vittorioso e adesso capolista del torneo. Bentrovati. A Catania una giovane di 26 anni è in gravi condizioni con ustioni sul 20% del corpo al culmine di una lite in strada con un'altra donna che le ha dato fuoco con liquido infiammabile. La vittima è ricoverata con ustioni a volto, collo, braccia, torace. Emanuela Corsi. Le getta addosso la benzina e poi le dà fuoco. Vittima della brutale aggressione da parte di una donna, una giovane di 26 anni. Siamo nel cuore del centro storico di Catania, nei pressi della fiera. Sono le 18 del pomeriggio, quando un gruppo di persone, uomini e donne, si reca davanti al palazzo di una famiglia con cui, secondo le prime ricostruzioni, era pendente un contenzioso scaturito da una lite telefonica tra minorenni. Quello che sembrava un incontro chiarificatore si sarebbe però trasformato in una spedizione punitiva. Il gruppo ha invitato la famiglia a scendere per strada. Tra le persone che erano in casa c'era anche la ragazza. Al culmine della lite una donna ha preso la benzina, l'ha gettata addosso alla 26enne e poi ha appiccato il fuoco. Non è escluso quindi che il gesto possa essere stato premeditato per il possesso del liquido infiammabile. Sul posto sono subito arrivati gli agenti delle volanti e un'ambulanza del 118 che ha portato la 26enne prima al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro, poi al Cannizzaro, dove si trova ricoverata in terapia intensiva. La giovane, che ha riportato ustioni sul 20% del corpo, in particolare su volto, collo, braccia e torace, è considerata in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le indagini della squadra mobile della Questura, che sta cercando di accertare anche quando e chi ha comprato la benzina. È una tragedia simile è successa a Marina di Acate, nel Ragusano. Non ottiene i soldi richiesti, getta del liquido infiammabile che però finisce addosso al collega che tentava di separarli. In prognosi riservata la vittima, Veronica Barbarino. Getta del liquido infiammabile addosso a un uomo e appicca il fuoco. Incastrato dalle immagini delle telecamere, viene arrestato dalla polizia e condotto in carcere a Ragusa. La tragedia si è consumata nella zona di Marina di Acata, in contrada Macconi, in un'azienda per la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli. Un uomo di 52 anni, pregiudicato e attualmente affidato in prova ai servizi sociali nella zona di Gela, si è presentato in azienda per esigere dei soldi dal titolare. Non ottenuti, è andato via invendo violentemente. Tornato poco dopo con 2 bottiglie di liquido infiammabile in mano, voleva appiccare il fuoco all'interno dell'azienda, ma un operaio 35enne lo ha affrontato per cercare di impedirglielo. Alla fine la benzina è stata gettata sul corpo del ragazzo, il quale è stato soccorso e trasportato in ospedale a Catania. Ricoverato al centro grandi ustioni del Cannizzaro, ha riportato ustioni di secondo e terzo grado. Gli agenti del commissariato di Vittoria, diretti dal vicequestore Giovanni Arcidiacono, gli stessi che hanno arrestato il colpevole della strage familiare a Vittoria in cui persero la vita madre e figlia tunisini, lo hanno intercettato
intercettato mentre cercava di fuggire e lo hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Adesso parliamo di crisi idrica di cui si discute al G7 di Siracusa e riferiremo tra poco. Intanto la crisi, come è noto, morde anche nelle città. In ginocchio Enna, rubinetti a secco da martedì. I cittadini sono esasperati, armati di bidone. Adesso sono senza acqua pure i bar, i ristoranti e una lavanderia. Tonino De Mana sul posto. Una volta in questo luogo si venivano a lavare panni, adesso nel 2024, quasi il 25, qui a Enna vediamo a riempire l'acqua con fusti, bidoni e quant'altro. In questo lavatoio di Enna il tempo sembra essersi fermato. A differenza delle abitazioni, qui l'acqua scorre e non è mai mancata. Manca invece e da giorni nelle case, nei negozi, nei bar e nei ristoranti, costringendo cittadini ed esercenti a continui viaggi per rifornirsi d'acqua. Armati di bidoni e santa pazienza li incontriamo in Piazza Europa, dove è stata dislocata un'autobotte del Corpo Forestale, capacità 4.000 litri. 20, totale? 105. 105 litri. Sì. Serviranno per garantirsi l'acqua per quanto tempo? Un giorno. Ad Enna Alta, dove l'acqua non arriva da martedì, la tensione è palpabile. È difficilissimo perché non tanto tenere i servizi chiusi, perché si fanno anche brutte figure con i clienti e duole il cuore mandare i clienti e dirgli che non si può dare un servizio. Sono ansiosa, sono nervosa, ho una lavanderia, non posso più lavorare. Se continuiamo così posso chiudere. L'acqua manca da 6 giorni, oggi sta arrivando fino a fine. Io ho un ristorante, ma viene molto difficile a lavorare perché rischiamo di chiudere. La siccità ha svuotato l'Ancipa, ma la crisi idrica ha radici profonde. Adesso si sta provvedendo a scavare nuovi pozzi, ma sono infrastrutture che già c'erano e che colpevolmente sono state abbandonate, quindi non se ne è curata la manutenzione. E le autobotti chiaramente devono essere incrementate nel tempo in cui entreranno in funzione queste nuove fonti alternative di captazione. Non le manda a dire l'avvocato Cortese, che ha presentato un esposto per interruzione di pubblico servizio. La siccità influisce, ma solo perché non si è pensato in tempo, e tra l'altro si prevedeva come sarebbe stata quest'estate, e non si è pensato in tempo a trovare dei percorsi alternativi alla diga dell'Ancipa, che nel tempo e nella storia non ha mai fornito in realtà l'acqua d'Enna. Noi la prendevamo dai pozzi che abbiamo vicino e quindi devono essere riattivati. Da chi non lo so. L'unica soluzione o speranza rimane la pioggia. Da Enna a Caltanissetta, dove i turni dell'acqua arrivano a superare i 10 giorni. Oggi Consiglio Comunale straordinario e urgente, aperto alla cittadinanza, proteste dell'opposizione e l'ex sindaco Gambino che attacca il ministro Musumeci sostenendo che, a proposito di crisi idrica, ha detto falsità. Maglio Viola. Caltanissetta è allo stremo. Esistono aree della città dove l'acqua arriva ogni 7 o addirittura 10 giorni, ma c'è anche una porzione di territorio dove l'acqua non arriva affatto. Per questo sotto il comune nisseno da questa mattina è in corso una protesta. L'ex sindaco Roberto Gambino non ci sta e attacca la regione prendendosela prima di tutto con l'ex presidente e attuale ministro Nello Musumeci. Musumeci dice delle falsità. Lui per 5 anni ha fatto il presidente della regione, dice di aver fatto progettare la diga Blufi, ma lo studio di fattibilità è in corso in questo momento, quindi evidentemente siamo un po' indietro, per cui noi protestiamo perché soprattutto sul sistema Blufi. Il sistema Blufi è un sistema che ha un potabilizzatore, un acquedotto che arriva fino a Caltanissetta ma non ha la diga. Dov'è la diga? In piazza ci sono cittadini, ma alla protesta si è unito anche il parroco, padre Pietro Orrigi. Una scelta che dà il polso della situazione di disagio diffuso. La protesta è partita dalle mamme e allora qua l'esigenza è di avere l'acqua nei rubinetti. Io tempo fa andai in una trasmissione e raccontai che c'era l'acqua a giorni alterni, adesso l'abbiamo ogni 7-8 giorni. Ci sono zone di Caltanissetta in cui manca da più di 100 giorni. Sulla crisi c'è un consiglio comunale aperto ai cittadini, riunito per raccogliere le proteste e le tante storie di disagio non più sostenibile. L'ex sindaco Gambino, ancora lui, non risparmia neanche l'attuale governo della regione. Noi abbiamo un consiglio comunale aperto dove abbiamo invitato il presidente della regione e l'assessore Di Mauro e non si sono degnati di dare la loro presenza. 100 giorni senza acqua in alcune aree è forse il record negativo in assoluto, non solo in questa, ma in tutte le storiche crisi idriche siciliane moderne.
Arrivano 100 milioni per contrastare il disastro causato dalla crisi idrica in agricoltura. Il neo assessore regionale Barbagallo lo annuncia alla G7 di Siracusa e elenca gli altri interventi previsti dalla regione per il settore. Manlio Viola. La Regione siciliana metterà a disposizione 100 milioni di euro attraverso un bando per consentire agli imprenditori agricoli di realizzare pozzi, laghetti artificiali e mini dissalatori. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'agricoltura Salvatore Barbagallo. Tutto passerà attraverso canali ufficiali. È un primo intervento immediato che come governo porteremo avanti come assessorato, che è quello di di emanare tra pochi giorni, tra una decina di giorni, un bando a favore delle aziende agricole che metterà a disposizione 100 milioni di euro per fare laghetti collinari, per fare laghetti aziendali, per fare pozzi, per fare impianti. Ma per contrastare la crisi idrica in agricoltura ci sono anche altri interventi. Si tratta di 250 milioni per opere in corso di appalto e fra questi 50 milioni per le reti irrigue. Ci sono poi grandi opere a medio termine che valgono 1 miliardo e 250 milioni, 800 milioni dei quali dedicati soltanto all'irrigazione. Parallelamente la Regione procede alla riforma dei consorzi di bonifica che prevederà, annuncia l'assessore, una razionalizzazione della governance che metterà in condizione gli imprenditori di avere maggiore libertà nella gestione. Agrigento, passeggiata dei ricordi al giardino della Colimbetra, nella Valle dei Templi. Una giornata speciale per chi soffre di Alzheimer. Davide Sardo. Come tante lucine che si spengono ad una fino al buio. E così l'Alzheimer, che in Italia interessa 600.000 connazionali con 1 milione di persone affette da demenza e circa 3 milioni direttamente coinvolte nella loro assistenza. Settembre è il mese mondiale dell'Alzheimer e anche in Sicilia sono tante le iniziative per stimolare i processi cognitivi, contribuire ad attenuare il declino funzionale e controllare i disturbi del comportamento. All'Agrigento gli anziani pazienti hanno trascorso una giornata alla Colimbetra nel cuore della Valle dei Templi per una passeggiata dei ricordi promossa dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Abbiamo pensato di condividere assieme ai pazienti, assieme alle famiglie questa giornata proprio per una sorta di condivisione generale ed un momento, come dice il titolo, la passeggiata dei ricordi ed cercare di rompere il silenzio di questi pazienti. Per noi è importantissimo poter restituire qualcosa alla cittadinanza o comunque influire positivamente le comunità che gravitano attorno ai nostri luoghi. Gli anziani pazienti hanno avuto l'occasione di risvegliare sentimenti, immagini, ricordi, una sorta di terapia non farmacologica. In giro con auto storiche per oltre 1000 chilometri alla scoperta dei luoghi più esclusivi della Sicilia. È la 26esima edizione del Ride dell'Etna, un appuntamento prestigioso per gli amanti del turismo più affascinante. Desiree Ferlito. Si scaldano i motori per la 26esima edizione del Ride dell'Etna, i luoghi più belli e meno conosciuti della Sicilia a bordo di autovetture che sono dei veri gioielli storici. Bellissime, veramente quest'anno abbiamo alla partenza delle auto particolarmente rare. Cito solo una Lamborghini Miura, una Porsche Carrera 6 e tante altre. È veramente un plateau veramente degno di essere visto, quindi aspettiamo tutti gli appassionati. Il raduno internazionale si terrà dal 29 settembre al 5 ottobre e prevederà un itinerario a tappa di 900 km alla scoperta di località iconiche. Un itinerario nuovo che prevede il passaggio da Palermo, Sciacca, Agrigento, Pergusa, Siracusa e poi finalmente la tappa finale che raggiungerà Catania. Tra una tappa e l'altra i partecipanti saranno ospiti in splendidi palazzi nobiliari, dando così loro l'opportunità di coniugare cultura, sana competizione ed enogastronomia siciliana. Poi rivolta a veri amatori del settore. Che vengono da Brasile, Argentina, Colombia. Solo dagli Stati Uniti abbiamo 60 persone, 30 equipaggi
e poi da tutta l'Europa, al Giappone, vengono apposta dal Giappone solo per noi. Il ride dell'Etna riesce a coniugare edizione dopo edizione bellezza e turismo. Il fascino delle auto d'epoca avvolge la nostra isola in un connubio perfetto. Opportunità anche che diamo a Catania e ai nostri concittadini di poter, come dire, ammirare queste bellezze che circoleranno nei prossimi giorni, il 5 ottobre. Adesso voltiamo pagina, andiamo a Siracusa, dove al Castello Maniate sono riuniti i ministri del G7 Agricoltura per l'inizio ufficiale della giornata di lavoro. Tra i programmi di oggi un dialogo tra i ministri e gli studenti e il dibattito su redditività, resilienza, equità e sostenibilità. Ci colleghiamo con la nostra inviata a Siracusa, Lorena Dolci. A te, Lorena. Sì, Michele, come dicevi tu, il G7 Agricoltura entra nel vivo. Noi siamo al Castello Maniace, sull'estrema propagine dell'isola di Ortigia. Alle mie spalle c'è questo ponte, un tempo ponte elevatoio, che conduce a quella che è la zona rossa, la zona blindata, dove si svolgono gli incontri ministeriali. A fare gli onori di casa stamattina è stato appunto il padrone di casa, il ministro italiano Francesco Lollobrigida, che ha accolto i suoi ospiti con una colazione tutta siciliana, granita al limone e brioche, insomma un classico. Poi la foto di famiglia con tutte le delegazioni, una famiglia allargata, perché oltre ai rappresentanti dei paesi occidentali del G7 c'erano anche quelli del forum dei paesi africani e poi anche tanti giovani. Pensate che c'era anche una giovane mamma con un bimbo piccolissimo che ha anche fatto sentire la sua voce, ma si è seguito tutta la plenaria. Lollobrigida ha citato le origini di questa città, ha parlato di Siracusa fondata 2000 anni fa, una colonia greca capace di vivere di pesca e agricoltura. Questa è la sfida, ha detto, essere capaci di vivere ancora oggi di pesca e di agricoltura, innovando la tradizione con l'innovazione. I temi al centro sono quelli che accennavi tu: innovazione, sostenibilità, gender gap, cambiamenti climatici. Oggi c'è poco da dire, qui sembra di essere a Ferragosto anziché alla fine di estate con temperature altissime. E poi il tema cruciale, la gestione delle risorse idriche, che è diventata un'emergenza strutturale. Mentre qua si discute, infatti, le tante aziende del territorio fanno i conti con la penuria d'acqua. Oggi il grido d'allarme dei coltivatori e produttori di olio, e alcuni hanno celebrato anche il funerale delle aziende agricole. Quindi vediamo il contributo di Francesco Aloi. La siccità continua a far pagare un caro prezzo. Ad essere colpita è anche la produzione di olio, che quest'anno crolla del 32%. Almeno queste sono le stime di Coldiretti, una pro le Ismea. La produzione olivicola possa essere fatta in asciutta come ormai 20 anni fa, ormai è da escludere. L'acqua è un elemento fondamentale che garantisce non solo la salubrità della pianta, ma stabilità nella produzione. E se al sud produrre olio diventa più complicato, con i costi finali in lievitazione, al nord il dato è opposto, si registra un più 75%. Oggi abbiamo presentato le stime produttive. Per l'Italia non sarà un anno eccezionale da un punto di vista produttivo, ma può essere un anno eccezionale da un punto di vista di mercato. La Sicilia come sempre fa da apripista alla stagione di raccolta delle olive. Quest'anno l'anticipo è di 20 giorni. Nei campi gli olivicoltori sono già al lavoro. L'olio siciliano, diciamo che chiaramente nei vari concorsi è sempre dimostrato, si può fare la differenza, soprattutto in un momento dove la grande distribuzione ha la voglia di comprimere i prezzi. E mentre i grandi della terra sono in riunione al Castello Maniace, all'ingresso di Ortigia c'è anche una manifestazione, una bara per le aziende italiane che stanno chiudendo ed un sanitario con i prodotti di importazione. Loro hanno protestato così. Voi oggi state manifestando con uno slogan: fuori dal G7, perché? Ma fuori dal G7 perché? Perché al G7 si parla di business e di importazione. Noi siamo qua per difendere il Made in Italy. E i lavoratori, gli agricoltori, i pescatori, diciamo, della nostra amata terra, dell'Italia. Ecco, avete sentito il grido d'allarme degli agricoltori. Intanto proprio in questo momento sta uscendo
il ministro, ecco, non sappiamo di quale paese, no? Va bene, sono tanti ministri, c'è un po' la pausa pranzo. Comunque domani ci saranno le conclusioni dei lavori, stasera un momento culturale con uno spettacolo ispirato alle 4 stagioni di Vivaldi con l'ex Étoile Eleonora Bagnato e alla presenza del ministro dell'istruzione Giuli. A voi la linea. Lorena Dolci in diretta da Siracusa, anche noi facciamo una pausa, tra poco il calcio con il Palermo fuori dalla Coppa Italia dopo la sconfitta a Napoli. State con noi. Calcio, Palermo fuori dalla Coppa Italia, rosanero sconfitti 5-0 dal Napoli. Gli errori di Sirigu regalano il vantaggio alla formazione di Conte che poi dilaga. Marco Gullà. Perde male, 5-0 e fuori dalla Coppa Italia. Palermo perde Levasic per espulsione diretta. Napoli che continua ad attaccare e si diverte. Ceccaroni ci mette del suo. Dalla Coppa Italia così, giocare tutto il secondo tempo in 10, fortunatamente lo abbiamo finito senza problemi fisici, perché non era scontato, i ragazzi hanno dato tutto. Purtroppo negli episodi non siamo stati fortunati perché siamo andati in doppio svantaggio, magari con qualche situazione un po' che ci ha penalizzata. Al tempo stesso magari in campo negli episodi non siamo stati neanche nelle scelte arbitrali magari tanto fortunati, però dobbiamo accettarlo. In campionato rosanero che torneranno in campo lunedì a Bolzano contro il Sud Tirol. Fatta la vittoria da 3 turni, il Catania prepara il riscatto contro il Monopoli, neocapolista. Uomini contati a metà campo per Toscano, che in attacco potrebbe affidarsi a Montalto dal primo minuto. Francesco Triolo. La lista si allunga ed è uno di quegli elenchi che gli allenatori odiano, quello degli infortunati, perché alla già nutrita schiera di indisponibili composta da Beders, Gherardi, De Rossi, Di Tacchi e Popovic si è aggiunto anche Sturaro. La diagnosi non è ancora arrivata, sono in corso gli esami strumentali, ma già mercoledì notte Toscano si era detto preoccupato. Va a farsi benedire quindi quella coppia di centrocampo con Di Tacchio che rappresenta un lusso per la categoria. Assenze che complicano una situazione già di per sé non facile e che arrivano alla vigilia del secondo impegno consecutivo fra le mura del Massimino. Domenica sera infatti sarà sfida a quella che oggi è la capolista del girone, il Monopoli, che sta sorprendendo tutti e ieri ha battuto il Benevento scavalcandolo. Vincere significherebbe dare soprattutto un messaggio al campionato. Chi ha lanciato il suo di messaggio è stato il Trapani. La vittoria di Potenza ha fatto rumore soprattutto per l'entità del risultato, anche se adesso la squadra di Aronica deve dare continuità di risultati e la partita di domenica al Provinciale contro la Turris può essere l'occasione giusta. Una gara sulla carta in salita è quella del Messina, che andrà a giocare a Picerno contro la seconda forza del campionato, uscita indenne dalla trasferta contro la Juventus Next Gen. Il pari di Latina però ha dato fiducia ai giallorossi, adesso occorre alimentarla. Difficile recuperare Salvo, per lui diverse fratture al naso dopo lo scontro che lo ha costretto ad uscire contro il Latina. Ci fermiamo qui, prossimo appuntamento alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.